La Rocca che è qui con noi. Grazie Pasquale per aver accettato il nostro invito. Come stai? Ciao ragazzi, è un piacere, grazie mille. Come state? Piacere Bene, nostro, bene. stiamo bene e ovviamente ci fa molto piacere vederti anche perché abbiamo un bel po' di domande per te, caro Pasquale, perché insomma si avvicinano le semifinali e la finale di Ballando con le Stelle. Hai una nuova Sì. partner, possiamo dirlo, con la Federica Mm, Pellegrini, che insomma avete subito trovato un bel feeling perché leggevo, insomma, subito primo posto in classifica per quanto riguarda la vostra prima apparizione. Ci racconti un pochino come stai vivendo questi giorni di preparazione e questa settimana un po' atipica perché dovevate andare in onda il 7, poi c'è stata la prima alla Scala di Milano e quindi andate in onda direttamente con le semifinali questo sabato e poi la finalissima il 21 di dicembre. sì, esatto. Allora, innanzitutto grazie per l'opportunità per parlarne qui con voi. Beh, è stata una stagione abbastanza interessante, devo dire. Tanti colpi di scena, tanti cambi, tante cose, però siamo ancora qui a combattere e fare il possibile affinché questa avventura in modo possibile. Con Federica è successo così tutto all'improvviso, lei ha avuto dei due partner tra l'altro che preferiscono entrare in merito e così la produzione, visto il mio ritiro con la mia partner attuale che era Nina Tilly, ha preferito diciamo metterci insieme e da parte mia accompagnare ovviamente Federica fino alla fine e quindi sì, c'è stato tutto per Federica, un grande atleta e una persona che veramente ha una tenuta psicologica e vuole fare veramente bene. Quindi sarà un mio onore accompagnarla alla fine, fare l'impossibile affinché si possa concludere, chissà, una grande posizione, una grande finale. Anche perché insomma lei da campionessa olimpionica è una che alla competizione ci tiene e partecipa non per Esatto, partecipare ma per vincere Federica Pellegrini, da quello che insomma abbiamo visto nell'arco esatto, della esatto. sua carriera. Tu poi sei un veterano di Ballando con le Stelle, possiamo dire punti al triplete dopo aver già trionfato due volte, la seconda volta tra l'altro con Vandanara. Poi dopo ti chiedo qualcosa su Vandanara, ti chiedo proprio, insomma, sempre grande successo Ballando con le Stelle, anche quest'anno ascolti record, insomma è Mhm. un format che ormai fa parte delle case italiane, questo lo possiamo assolutamente dire. Esatto, è uno show per le famiglie, per il sabato sera, no? Dove attraverso spettacolo e tutto quello che c'è in realtà va ad intrattenere tante case italiane, già da quasi 19 anni adesso, quindi sì, un grande successo, il 29% di share per puntata e due grandi puntate in attesa dove poi si parla di stagione. Assolutamente sì, insomma noi stavamo anche un po' spulciando nella tua carriera, abbiamo detto due volte vincitore di Ballando con le Stelle, tanti anche apparizioni internazionali, tu sei stato anche in Belgio, giusto, per l'edizione belga di Ballando con le Stelle, che tra l'altro era Sì, presentata all'epoca dalla moglie di Ciro Mertens, da Kat Kerkhoff. Ci racconti un pochino lei, esatto, anche lei com'è, se ha avuto possibilità di vedere Mertens, sì. magari lì, di conoscere Certo, Dries? certo. Dries era presente alla mia finale, tra l'altro. Io ho iniziato questo viaggio nel 2019, questo format che ormai è in 60 paesi del mondo e ha degli ascolti tedeschi in tutte le nazioni. Quando sono stato in Belgio, sì, c'era sua moglie che presentava, è stato molto bello e lui era presente alla finale. Poi ci siamo stretti la mano, tra l'altro ho anche alcune fotografie che ritrae quel momento dopo la mia uscita quell'anno e ci siamo conosciuti praticamente. Io stimo tantissimo, non a livello professionale ma anche a livello di persona, abbiamo avuto modo di conoscerci un pochettino. Vabbè, insomma, poi da tifoso del Napoli immagino che sia stata una bella emozione. Sì, Già sì. so Dino Viola qui al mio fianco cosa ti vuole chiedere, quindi ti Ma, lascio in pasto al nostro Dino Viola. innanzitutto complimenti Pasquale, innanzitutto per Grazie. questo, poi insomma ci seguono tanti giovani tifosi, ci seguono tanti ragazzi e anche alcuni genitori. Ecco, volevo chiederti la tua passione, insomma, come è nata la tua passione per il ballo, come si è evoluta
dall'inizio, cioè come è nata proprio questa tua passione, perché io da bambino praticamente imploravo mio padre di iscrivermi a scuola calcio, avevo tipo 7-8 anni, Esatto. mi sono ritrovato in costume e cuffietta a bordo di una piscina, senza dire nulla. Cioè, a volte i genitori vogliono un po' imporre il loro volere, a volte in maniera sana, sempre pensando per il bene del bambino, ma io volevo fare tutt'altro. Ovviamente credo che a te sia andata diversamente la cosa. Beh, in realtà era molto simile la cosa e io sono stato portato a scuola di ballo con un piccolo ricatto da parte di mia madre. Allora, io ti iscrivo a scuola calcio e io poi, anch'io da piccolo, giocavo con i miei amichetti di scuola, giù, sai, nella provincia di Napoli. E lei mi ha detto, allora, guarda, io ti iscrivo, però fai prima una prova a scuola di ballo. Se ti piace, se non ti piace, ha detto io, ma ti iscrivo a scuola calcio. E diciamo che non è andata così perché poi tra l'altro i genitori è vero che a volte poi vogliono guidarti, ma chi più di loro, diciamo, vanno a vedere forse i talenti, poi riescono a conoscere i propri figli, un altro in realtà. Quindi loro avevano notato questo talento per la musica, loro tra l'altro i genitori ballavano così, cioè, e io andavo sempre con loro, a volte mi trovavano anche, sai, a posto, già provavo i miei primi passetti, comunque sono sempre stato appassionato di musica, quindi si sono resi conto che forse... Quindi questo viaggio è iniziato 5 anni fa, scorso anno ho festeggiato questo primo grande traguardo dove iniziamo l'agonismo e poi ho voluto con lo show business in tutto il mondo in realtà, ho performato dal Giappone all'Australia, America, al Sudafrica, in Europa, a Londra, quindi è stata, devo dire che sono molto felice, soddisfatto di aver fatto una bellissima carriera. E infatti doveva partire dal calcio in realtà, ma non è andata così. Ma per fortuna tua, visto per i risultati che stai ottenendo. Pasquale, io ho un altro paio di curiosità, poi so che hai poco tempo e ti lasciamo andare. Tu hai vinto la seconda tua edizione di Ballando con le Stelle in coppia con Vandanara, hai conosciuto anche Mauro Icardi, insomma una coppia che Sì, spesso fa parlare di loro, mettiamola così, sei stato anche, se non vado errato, in Turchia, ad Istanbul, proprio da loro. Ci racconti un sì. pochino loro come effettivamente sono, come Vandanara, anche all'esterno di quelle che sono le luci e i riflettori della televisione. E poi un'altra curiosità, come ospite in passato a Ballando delle Stelle è venuto anche Max Allegri. Ecco, Sì. come se l'è cavata? Perché insomma in questo momento è senza panchina, però abbiamo visto un po' le immagini, i video, uno che sgambetta per così Sì. dire. Sì, sì, allora in realtà io non ero presente in quell'edizione, però sì, mi sono venuti tantissime persone inerenti poi al calcio, però non ero presente, quindi non saprei rispondere alla Ah, domanda. ok. E riguardo, beh, devo dire che io, come ho detto ad ogni intervista anche l'anno scorso, Wanda è completamente fuori dalle telecamere, è completamente una persona, forse è un a volte si apre a una foto, a quello che mi viene in mente, però devo dire che io ho trovato bellissima persona, una grande mamma, una persona veramente dedita anche alla famiglia. Devo dire che erano la famiglia perfetta, no? Sono la famiglia perfetta, poi tutto quello che sia successo poi dopo. E io sono stato a casa loro a Istanbul l'anno scorso per quasi una settimana in- per il compleanno della sua piccola figlia, Isabella, e devo dire che ho trovato questa famiglia proprio calorosa, grande, in questa bellissima casa, dove comunque, nonostante il successo di entrambi i genitori, ho visto questa famiglia molto poi, diciamo, semplice, no? Con i loro valori, con i loro principi. Una bellissima famiglia, sono stato davvero bene, sono stati molto accoglienti e ho conosciuto Mauro che è un ragazzo veramente così umile, così semplice ed è stato davvero un grande piacere, un grande onore conoscerlo. Quindi trascorrere il giorno e poi con Wanda che abbiamo fatto un percorso pazzesco, lei era lei giocava, ritornava, poi partiva per vedere i figli, davvero una bella persona e mi piace che non riusciamo a vederci tanto,
in contatto, ma chissà, un giorno. Ma magari hai provato a convincere Icardi a venire a giocare al Napoli, chi lo sa, tra una chiacchiera e l'altra. L'abbiamo- Guarda, ne abbiamo parlato al tempo, infatti Vedi. è stato divertente. Beh, diciamo che lui è molto... Io credo che sia uno di quei personaggi che fa quello che fa principalmente per la passione, Mm, diciamo. Lui non è molto... L'ho trovato poco... Nel senso, è anche molto guidato, anche molto... No? Wanda aveva un ruolo abbastanza influente su di lui, certo. quindi sì, allora non se ne parlava, quindi credo che lui abbia un bel po' di stagioni avanti con il Galatasaray, però non so cosa succederà. Pasquale, ti faccio proprio l'ultimissima sul calcio. Insomma, tu da tifoso del Napoli ti chiedo l'augurio che ti fai per questa stagione del Napoli e poi mi indichi un calciatore del Napoli che vedresti bene come ballerino per una sera, ballando con le stelle. Questa è una bella domanda. Allora, innanzitutto Napoli, io credo lo scudetto finista, perché una stagione pazzesca, fare l'ultima partita, però io sono un grande fan di Lukaku, vabbè, sono sempre stato, quindi quando è arrivato a Napoli è stato proprio una grande sorpresa e credo un po' per tutti, quindi lui, chissà, questo amore così grande, così muscoloso, così, magari saprà pure muovere un po' il bacino, fare qualche progetto, però sì, Magari lo questo è sciogliamo l'augurio che un il Napoli poco anche in possa... termini offensivi, visto stanno dicendo ultimamente è un po' fermo, magari a ballando con Eh, le stelle gli diamo un po' di elasticità, ecco, sì. a Lukaku. Probabile, però lui sarebbe perfetto per un percorso del genere, quindi sì, e speriamo che questo Napoli prenda un altro scudetto, perché ci sono delle buone probabilità, sì. Ce lo auguriamo tutti, così come noi ti facciamo un grande in bocca al lupo per il triplete. Non dico altro, appuntamento sabato per la semifinale di Parlando con le Stelle. Ovviamente noi faremo il tifo per il napoletanissimo Pasquale La Pasquale. Rocca e per Federica Pellegrini che insomma si giocano questa Grazie, semifinale, grazie poi la ragazzi. finalissima ci sarà il 21 di dicembre. Grazie mille a Pasquale La Rocca e un grande in bocca al lupo Pasquale.